Amici delle edicole di Pinuccio, buonasera, siamo tornati in diretta con la pallavolo Serie B, siamo tornati in diretta dal Pallabonini di Cinquefrondi. Ad affrontarsi saranno la pallavolo Jolly Cinquefrondi e la Algoritmi Universal Catania. Buonasera a tutti da Gabriele Bonini e da Renato Gallo che ci raggiungerà tra poco. Le squadre sono già in campo, ci scusiamo per questo piccolo ritardo. Algoritmi che si schiera con Battiato, Maccarone, Nicolosi, Balsamo, Arezzo e Drecai. Jolly con il solito 6, Aprile, Dallagnol, Bellucci, Limberger, Laganà e Nardi con libero Giovanni Chillemi. Abbiamo avuto le 2 settimane di stop, prima il turno di riposo per la Jolly, poi la settimana santa, la settimana di Pasqua, dove vi abbiamo trasmesso l'affrontata di Cinquefrondi, la veglia pasquale, l'agonia, poi sulla pagina Facebook le processioni. Abbiamo cercato di farvi sentire più vicino possibile le tradizioni di Cinquefrondi per voi che state lontano e che ve la siete seguiti in diretta web. Torniamo al Pallabonini di Cinquefrondi, le squadre sono in campo, è pronto al servizio il numero 11, Arezzo. Subito su Matteus Dallagnol, Bellucci alza e cerca proprio il brasiliano che fa il primo punto del match. Non poteva nulla la Algoritmi su questo attacco del brasiliano, del martello brasiliano Matteus Dallagnol. Quindi subito Jolly al Pallabonini di Cinquefrondi, che adesso va al servizio con Samuele Aprile. Battuta flottante, presa bene, alza Balsamo, pipe, addirittura colpisce il muro di Nicolas Nardi, non c'è copertura, 1-1. Adesso al servizio Drecai, palla flottante su Matteus Dallagnol, ancora lui ad attaccare, sono 2 i punti della Jolly, 2 i punti di Matteus Dallagnol che mette a terra un ottimo pallone. 2-1 al Pallabonini. Si fa sentire il pubblico, palazzetto già pieno. Adesso Jolly che va al servizio con il suo opposto, Domenico Laganà. Forte, molto forte, palla che torna nel campo della Jolly. Ricostruisce la Jolly con la pipe di Alberto Limberger, Neto, bravissimo in questo attacco. C'era la difesa dell'Algoritmi, ma purtroppo ci sono stati vari rimpalli. 3-1 per la Jolly. Laganà ancora al servizio, sempre forte, stavolta la palla rimane, ma poi c'è un'invasione di Balsamo che permette il quarto punto alla Jolly. Balsamo protesta, un duello aereo tra il centrale Nardi e Balsamo. Ancora Laganà sul 4-1, stavolta la palla tocca il nastro, Balsamo può ricostruire ma è doppia. 5-1 per la Jolly Cinquefrondi. E chiama time out subito il coach catanese Lopis assieme al suo assistente Prestia sul 5-1, primo time out dell'incontro. Squadre che rientrano in campo.
È pronto ancora lui, Domenico Laganà al servizio. Sempre forte ed è ace. Laganà ancora, dopo l'ace, sul 6-1, ancora forte ma stavolta la palla va out. 6-2, Catania che può respirare dall'attacco della Jolly. Balsamo a servizio, quindi Catania in +1. Brutta ricezione della Jolly, palla sistemata, la spinge Alessandro Bellucci. Poi l'attacco, ottimo, da posto 2. Del numero 2, Bottino. 6-3. Ancora palla flot di... Poi la Jolly che attacca, c'è il tocco del muro, Laganà. (7-3) al Palaponini di Cinquefrondi. Adesso Matteus Dall'Agnola al servizio. Ricevuta da Arezzo. Poi l'attacco messo a segno. 7-4. Si prepara Bottino al servizio. Maglie del libero con dei liberi dell'Algoritmi, con l'uomo ragno disegnato sulla maglia. Bottino riceve Limberger, Bellucci sceglie e trova Laganà, ma appunto il libero fa buona guardia, la palla va out, però chiama a tocco l'arbitro. In questo momento non possiamo avere nemmeno il replay, stiamo sistemando alcune cose. Limberger sta protestando, ma comunque a me è sembrata dubbia sta chiamata, perché alla fine poteva essere un dubbio fuori dentro ma non di tocco. 7-5. Ancora Bottino al servizio, sempre palla flot, stavolta su Matteus Dallagnol. Bellucci sceglie Limberger, c'è il tocco del muro, non ci può essere la copertura perché il pallone va a finire sul seggiolone dell'arbitro. Era lì Arezzo, non ha potuto farci nulla. 8-5. Mentre per la Jolly si prepara Nicolas Nardi al servizio. Ancora forte, tenuta bene Arezzo, attacca e c'è mani fuori. 8-6. Al servizio adesso va Battiato. Matteus Dallagnol riceve, poi Bellucci sceglie ancora una volta Laganà e fa molto bene. 9-6 sulla sinistra del muro questo pallone di Laganà. Ottimo attacco e adesso la Jolly va in +1, quindi Bellucci al servizio. Riceve Arezzo, Balsamo sceglie e trova Arezzo, Chillemi ci prova, poi Matteus Dallagnol non ce la fa, quindi punto Algoritmi. 9-7. Riceve Matteus Dallagnol, poi Bellucci, ancora Laganà, solito copione della Jolly, però Laganà colpisce
la rete mentre va in schiacciata. A servizio Maccarone. Flott su Limberger. Bellucci ancora una volta alla Gana, che sale in alto e mette a terra un ottimo pallone. Siamo 10-8 al Palaponini di Cinquefrondi. Limberger, la palla cade a fianco del libero Cavalli, però è out. 10-9. Servizio di Arezzo. Limberger, Bellucci, Matteus Dallagnol, Murato, c'è la copertura di Limberger, ancora Bellucci, Matteus Dallagnol, sempre lui a creare danni nella Algoritmi Universal. Ancora un altro pallone messo a terra dal brasiliano. 11-9. Alla regia Annalisa Gallo che sta sistemando alcune cose. Intanto Samuele Aprile al servizio. Non una bella ricezione, alza il libero, l'ha schiacciata completamente, out da posto 2 della Algoritmi. Se non mi sbaglio Maccarone ad aver schiacciato. Siamo sul 12-9 per la Jolly. Samuele Aprile ancora con la sua palla Flott. Riceve Arezzo, Balsamo, sceglie, trova Bottino che non fa il suo bottino perché viene murato. 13-9. Ancora Jolly al Palaponini di Cinquefrondi. Sempre con Samuele Aprile al servizio. Ancora palla flottante, Balsamo sceglie un rapido primo tempo su un Trecai, ma la palla va out, colpisce male il centrale della Algoritmi. 14-9. Eccolo qua, abbiamo visto il replay dell'azione precedente. Jolly ancora con Samuele Aprile al servizio. Riceve Cavalli, Balsamo, la alza verso Trecai, ma c'è una buona guardia da parte di Nicolas Nardi, sempre lui che fa valere i suoi centimetri. E mura il tentativo di attacco centrale di Trecai. 15-9 al Palaponini di Cinquefrondi. Siamo al secondo timeout chiamato da coach Lopis, il coach della Algoritmi Universal. Il primo chiamato sul 5-1, il secondo chiamato sul 15-9. Gli arbitri dell'incontro: il primo arbitro Scavelli Martina, il secondo Morello Elena. Squadre di nuovo in campo. Samuele Aprile al servizio. La palla presa non bene, poi c'è lo stesso l'attacco di Maccarone. Matteus Dallagnol si prepara all'attacco, c'è Bottino, ancora Maccarone, pallone che viene recuperato, la palla torna nel campo della Jolly. Bellucci, la smista verso Dallagnol, non riesce a prenderla nessuno, ma comunque c'è stata un'invasione, qualcuno ha toccato la rete dei giocatori dell'Algoritmi. 16-9 il punteggio al Palaponini di Cinquefrondi. Sempre Samuele Aprile al servizio.
In serie positiva la Jolly. Richiesto di asciugare il campo. Mentre la Algoritmi ne approfitta per riunirsi. Fischia l'arbitro, tutto pronto, sempre Samuele Aprile, sempre palla flottante, sempre in zona 1, poi Bottino schiaccia ma c'è il muro della Jolly. Balsamo la smista in pipe, che è out secondo l'arbitro. Protestano i giocatori, a me è sembrata dentro. Sembrava Gabriele. Eccolo qua Renato. Buonasera, il mio microfono però è troppo alto. Sì, a me sembrava troppo dentro. alto. A colloquio i due arbitri. Vediamo. No. Sul 17-9. Dubbio arbitrale. Eccolo. Punto della Algoritmi, infatti l'abbiamo visto che era dentro questo pallone. Cambio di alzatori. Esce Balsamo ed entra Guadagnino. Esce Bottino ed è entrato il numero che non ho visto, Renato. La palla che torna nel campo della Jolly, dell'Algoritmi, pardon. 17-10. C'è qualche errore di punteggio? Io avevo segnato un 16-9, poi un 17... 17-10. C'è stato il punto revocato. Ah, revocato, ecco, ok, va bene. Servizio Drecai. Fischia l'arbitro. Drecai si aiuta con il nastro, ma c'è Mateus Dallagnol, poi Nicolas Nardi. Ancora una volta si fa sentire con tutta la sua altezza. 18-10 per la Jolly. Ritroviamo nel frattempo Mateus Dallagnol a riprendere il suo posto nativo. Eh sì, ha avuto 2 settimane per potersi riprendere, 2 settimane di stop. Prima sì, il turno di riposo, poi le vacanze pasquali. Lagana al servizio. Sempre forte. Arezzo riceve Drecai, aiutato dal sì. nastro. Guadagnino al servizio. Primo tempo. Ancora una volta la coppia Bellucci-Nardi si fa sentire per la Jolly. 19-11, grande combinazione, grande primo tempo. Bellucci che continua a smistare degli ottimi palloni. Il regista 5 Frondese batte subito Mateus Dallagnol, una battuta flottante. Attacca poi Maccarone, presa dalla Jolly, Lagana, il pallone che si insacca dopo il muro. Prova. E il tentativo in tuffo di recupero di Battiato e di Maccarone, proprio la coppia che era andata a muro. 20-11. Io sto provando, non ci sono in diretta. Tu mi senti? 20-11 al Pallabonini di 5 Frondi. Mateus Dallagnol al servizio. Asciugato ancora una volta il campo della Algoritmi. Ancora Mateus Dallagnol, sempre tesa in float. Maccarone. Alza Mateus Dallagnol, poi Lagana tocco del muro ma c'è copertura. Di nuovo Maccarone ci riprova, è out.
abbiamo visto dei bei scambi tra le due squadre. (21-11) con il tifo della Jolly che si fa sentire. Ancora Mateus Dallagnol, ancora Tesa, Balsamo rientrato, Muro, ma c'è... ottimo monster block della Jolly. 22-11, altro cambio. È rientrato Bottino, è uscito Nicolosi. Mateus Dallagnol, ancora Tesa, Balsamo in tuffo e in bugger, attacco, Out. sì, l'attacco out, attacco da posto 6. 23-11, non ha potuto fare nulla la Algoritmi. Maccarone di nuovo, Murato. Sì, altro muro della Jolly, Sì, non c'è più. in discesa Maccarone viene colpito dal muro avversario, dalla palla toccata dal muro avversario. Sì, non Ed c'è è più set l'Algoritmi, point. non c'è più l'Algoritmi in questa parte di gara. Continui muri da parte della Jolly. Arezzo, Brutta palla ricezione. out. Ace di Mateus Dallagnol, 24-11. Ricordiamo 25-11. 25-11. Ricordiamo Mateus Dallagnol di solito usa la sua battuta spin. Oggi sta facendo molte palle flottanti e vanno a segno, sono molto tese. 1-0 Jolly al Palabonini di Cinquefrondi. Si chiude qui il primo parziale con l'ace di Mateus Dallagnol. Ci sentiamo tra poco. Squadre di nuovo in campo al Palabonini di Cinquefrondi. 1-0
per la Jolly Cinquefrondi. Primo set finito 25-11. Tutto pronto per il secondo set, o quasi. Si stanno controllando ancora le formazioni. Ok, il secondo arbitro fa accenno che si può iniziare. Matteus Dalagnol, e poi una brutta ricezione che ha permesso a Nicolas Nardi di saltare e di mettere a terra un grande pallone. 1-0 Jolly, mentre sugli altri campi si stanno disputando altre partite. Abbiamo la Raffaele Lamezia contro il Palermo, Modica contro Tonno Callipo, Gupe Volley contro Leto Ianni, Ultima TV contro Conad Lamezia ed è Saporito contro Ering Pozzallo. Intanto un ottimo attacco della Algoritmi Universal, 1-1. Algoritmi Universal che torna da una vittoria 2 settimane fa contro la Raffaele Lamezia per 3-0. Out il servizio di Battiato, 2-1. Nicolas Nardi è pronto al servizio, ancora forte De Ace, esulta alla grande perché è toccato. Sì, ha fatto un ottimo punto. Anche Arezzo non ha fatto in tempo a togliere la mano, mi è sembrato che sia stato toccato dal pallone, Gabriele. 3-1, ancora Nicolas Nardi. E stavolta si ferma sulla rete. Male. Al servizio Maccarone. Giovanni Chillemi. Alberto Limberger, ma c'è copertura. Attacca Maccarone out. C'è il tocco. C'è tocco? Sì, tocco di Limberger. Tra i pari. Algoritmi che continua a riagganciare la Jolly. Che torna al servizio sempre con Maccarone, stavolta il pallone out. 4-3. Adesso Jolly che va al servizio con Alessandro Bellucci. Arezzo, Maccarone, copertura di Bellucci, alza Matteus per Laganà, tocco del muro, copertura di Bottino. Balsamo verso Maccarone, ma è doppia. Sì, sta sbagliando troppo Balsamo. Sì, ne ha messo troppo sulle mani. Anche nello scorso set Balsamo ha fatto parecchi errori, tra invasioni, tra doppie. Ha regalato molti punti alla Jolly. Ora siamo sul 5-3. E ancora Bellucci al servizio per la Jolly. Balsamo sceglie, trova un ottimo attacco di Arezzo, poi la copertura del libero Cavalli, l'attacco ancora Maccarone che sbaglia, manda sulla rete. 6-3. Bellucci ancora al servizio. Sì, Jolly che ancora in +1. Arezzo, Maccarone, questa volta passa. C'è la copertura di Bellucci, poi Chillemi, la palla che va a finire nel campo dell'Algoritmi e quindi pallone messo a terra, facile facile. 6-4. Arezzo al servizio.
Tutto pronto? Alberto Limberger riceve Free ball. per un pelo Bottino non raggiunge quella palla. È stato bravo Lagana comunque a sfruttare questo pallone regalato dell'Algoritmi. 7-4. Alberto Limberger al servizio. Si asciuga ancora il campo dell'Algoritmi. Tutto ok, si può ricominciare. Forte. Arezzo riceve bene. Maccarone chiamato di nuovo in causa. Free ball. Bottino. Fa Bottino. Sì. Mani fuori della Jolly 5 Frondi. Se l'è costruita bene l'Algoritmi. 7-4. Limberger sotto il seggiolone dell'arbitro. Tutto risolto. Mondrecai al servizio. Giovanni Chillemi. Lagana fa quello che può e manda a rete. Sì, accorcia le distanze. Algoritmi -1, 7-6. Cattiva costruzione della Jolly. Ancora Andrecai. Di nuovo su Giovanni Dallagnol Chillemi. costretto ad alzare il Questa bagger. volta è mani fuori di Lagana. (8-6). Il polistenese al servizio, Samuele Aprile. Attacco dell'Algoritmi. Bene. Brava la Jolly a Free ball recuperare. per vediamo come riesco il Maccarone, va in doppia. Ancora Balsamo a sbagliare una palla d'oro per l'Algoritmi. Vedi Gabriele, fosse stato come Bottino non utilizzava Balsamo. Giusto. Vero? Andiamo avanti. Abbiamo Samuele Aprile al servizio per la Jolly. Protesta intanto del coach Lopis. Arezzo, primo tempo. Pallone recuperato Lagana attacca, la sua palla, mette a terra un ottimo pallone, scavalca il muro. 10-6. Time out di Lopis. sì. Il terzo chiamato da Lopis, 2 nello scorso set, 1 in questo set sul 10-6. La classifica abbiamo la Conad Lamezia al primo posto con 52 punti, la Jolly seconda con 45 punti, Leto Ianni terzo con 40 punti, Ering Pozzallo a 37 punti, Gupe Volley 35, Palermo 33, Raffaele Lamezia 32, Algoritmi 32, Cosenza 20, Ultima TV 18, Martanna 17, Modica 15 e Tonno Callipo 2 punti. 10-6. Squadre di nuovo in campo. Ancora Samuele Aprile al servizio. Arezzo di nuovo, questa volta riceve male, recupera Cavalli. Rimanda di là Maccarone per una free ball a disposizione della Jolly con Matteo Sallagnolo che però non sfrutta al meglio, riprova e questa volta neanche. Ricostruisce Balso primo tempo E poi c'è il muro dell'altissimo Nardi.
cambio nella Algoritmi, esce Arezzo ed entra il numero 8 Nicolosi, vedo bene, numero 8, vediamo se si gira, c'è il numero 8, sì, sembra il numero 8 Nicolosi. Samuele Aprile ancora, Bottino, primo Balsamo. tempo, si insacca Sì. questo primo tempo di Battiato. Più uno per l'Algoritmi con Balsamo al servizio. 11-7 Balsamo su Mateus Dallagnol, Bellucci Laganà. poi attacca la Ganà, Balsamo. non può nulla sotto gli attacchi del fortissimo Laganà. E dopo Renato, dopo la schiacciata di CR7, dopo la rovesciata di CR7 c'è anche la schiacciata di Laganà. 12-7. È proprio Laganà al servizio. E si ferma però sul nastro. Ha permesso un punto all'Algoritmi all'opposto Laganà. 12-8. Bottino al servizio. Mateus Dallagnol. Laganà. Bene Cavalli. Grandissimo Cavalli. Maccarone ributta di qua. Ma primo tempo. Aspetta che l'hanno Poi l'hanno preso. recuperato. Mamma mia, Villemi. un'azione un po' mescolata. Oh, non ce la fa, non arriva. Non arriva Nardi. Aveva rimpallato più volte il pallone dopo il muro, dopo l'attacco di Nicolas Nardi. (12-9), altro punto dell'Algoritmi. Ancora Flot, ricostruzione Jolly, Mateus Dallagnol come può la prende, poi Balsamo cerca e trova il numero 4 Maccarone, viene murato ma la palla è out. (12-10). Carica i suoi cavalli. Scalpita Matteo Dallagnol. Primo tempo Murato Nardi. Blackout Jolly. Sempre Bottino al servizio. Sì, ha detto bene. Il solito tilt della Jolly. Ma è venuto un set prima però. 12-11. Chillemi. Questa volta Nardi di nuovo Murato. Strano. Murato da Battiato. I due spilungoni delle due squadre. Time out chiesto dal coach Polimeni dopo il riaggancio dell'Algoritmi sul 12 pari. Vi inquadro la maglietta del libero. 6 punti consecutivi, Gabriele. Eccola qua, state guardando la formazione riunita e potete notare sulla sinistra la maglietta del libero con l'uomo ragno disegnato. 6 punti consecutivi dell'Algoritmi, Gabriele. Sì. Recuperati Murato, Nardi, cercato tanto Nardi da Bellucci, è ora il momento di cambiare gioco perché avevo visto che ormai riescono a leggere questo attacco. Ancora Bottino. Algoritmi, sempre Bottino, Ha fatto un bel bottino finora. palla flottante su Chillemi, Matteo Dallagnol, tocco del muro. la palla che ripassa. torna, sì, torna nella Jolly, poi c'è palla accompagnata, Palla
Palla accompagnata dall'algoritmi, io sinceramente non l'avevo vista. L'ho notata, però non protestano. Abbiamo anche il replay. Sì, non protestano i giochi dell'algoritmi, i giocatori. Matteo Salagnola al servizio. Sì, Jolly che ha spezzato il ritmo della Universal. Si porta avanti di un punto. Poi l'attacco centrale, molto sì, bello. Battiato, c'ha Battiati. Di nuovo parità tra le due squadre. È proprio ad andare al servizio Battiato. Ancora Flott, sempre su Chillemi, un po' in difficoltà. Poi Matteus Dallagnoli intralciato da Chillemi stesso. Balsamo sceglie ancora l'attacco centrale, Ndrekai, che permette all'Algoritmi di passare in vantaggio per la prima volta in questa partita. 13-14. Battiato ancora. Sempre su Chillemi che non riesce a trattenere. E di nuovo free Limberger, ball. sì, costretto in bugger. Questa è Doppia ancora Balsamo. Non ci crede nemmeno lui, scuote la testa. Sì, deve essere bagnato quel pallone. Anche Chillemi. Sì, se le sta asciugando lui le mani. Ha chiesto l'asciugamano. 14 pari. Nicolas Nardi al servizio. Ancora forte Nardi. C'è Cavalli, Balsamo sceglie e trova l'attacco da posto 4. Tocca il muro della Jolly, ma non abbastanza. Pallone out. Mani fuori. Ancora in vantaggio l'Algoritmi. 14-15. Maccarone al servizio. Sempre su Giovanni Chillemi. Laganà è out. Non c'è tocco. Stranamente Laganà manda il pallone out. Sì, non c'è più concentrazione. Ora Chillemi si sentirà tacchinato dall'Algoritmi. Vediamo di nuovo su Chillemi, questa volta riceve bene Alberto Limberger, tocco del muro di Ndrekai e palla a terra. E beh, qua poteva fare meglio l'Algoritmi. Ndrekai aveva deviato il pallone, non c'era la copertura buona. 15-16. E quindi palla Jolly. 15-16. Bellucci al servizio. Balsamo. Oh, bravissimo in questo copertura. caso. Bravissimo ad attaccare. Sì, ha visto da posto 4, sì, Maccarone. Il muro in discesa, la copertura c'era, ma Bellucci sarà stato preso in controtempo. Laganà. (16 - 17). Laganà sfrutta il tocco del muro e riporta la Jolly a -1. Comunque il punto di prima era Nicolosi, non Maccarone, chiedo scusa. Alberto Limberger al servizio. Su Cavalli che tiene bene questa bomba. Bottino. Out, c'è il tocco. È in. Sì. Ancora +2. L'Algoritmi che cambia alzatore. Balsamo, entra. Esce Balsamo, sì, ed entra Guadagnino. il numero 13, Guadagnino. Jolly ancora a -2. Avanti di un set. Si ferma. Sbaglia Ndrekai. Pallone che si ferma sul nastro. 17-18 permette alla Jolly di respirare. Di nuovo cambio. Rientra Balsamo ed esce Guadagnino.
Samuele Aprile al servizio. Bottino, Murato, Cavalli copre. Bottino ci riprova e un muro Mamma che mia. porta sul pari. Monster block della Sì, coppia sulla riga. Nardi. La palla è caduta sulla riga che delimita il campo sotto rete. Sì, 18 pari. Bellissimo questo punto che può aiutare la Jolly a risollevarsi. E a dar fiducia ai giocatori. E si Eh, ferma così niente. questa Stavolta fiducia. sbaglia. 18-19. Di nuovo più 1. Più 1 e più 1 per la Algoritmi Universal. Sempre su Balsamo. Chillemi, questa volta Chillemi riceve bene, dall'altra parte ci prova Lagana a salire in alto Arrabbiato la Canà. e a dare una delle sue castagne, come le vuoi chiamare. 19 pari. Ed è Lagana al servizio. Sempre forte, buona la ricezione, ma E c'è l'hanno Nardi. ripresa. Bellissimo questo Maccarone recupero. tenta Oh, la il palla pallonetto cade e lì in mezzo. nessuno ci va. La palla cade lì in mezzo dove non c'era nessuno. Abbiamo anche il replay dalla nostra regia, la regia di Annalisa Gallo. 19-20. Di nuovo Bottino al servizio. Tanto cambio, esce Nicolosi, entra il numero 11, di nuovo rientra Arezzo. Palla che tocca il nastro, ma non abbastanza. Grandissimo attacco di Nicolas Nardi. Ancora Si un rivede. ottimo primo tempo. 20 pari. Non poteva fare nulla Balsamo che adesso parla con Battiato. Matteo Salagnolla al servizio. Oh, questa qui era... Zona di conflitto. Sì, l'avevano toccata e non si sa... Si è portato a casa la rete. L'hanno toccata in due. Arezzo si voleva portare via la rete. Era in caduta nella rincorsa per il salto. 21-20. Jolly che ripassa in vantaggio. Che adesso va al servizio con Di Matteo nuovo Cavalli. Salagnol. Cavalli, Balsamo, Maccarone. C'è Chillemi stavolta. Lagana alto ed è muro. Monster block ancora. Grande Algoritmi. Un ottimo muro. 21 pari. Battiato al servizio. Jump float molto tesa su Chillemi. Alberto ed è 4. Sì. No, è out. La palla non ha toccato le mani del muro, la palla tocca il nastro, poi scivola via verso il secondo arbitro. 21-22. Chiede time out il mister Polimeni, il suo secondo time out. Terzo di questo set. Uno chiamato da coach Lopis, gli altri due chiamati da Antonio Polimeni. Jolly che la prossima settimana giocherà in casa del Letojanni, uno scontro diretto per la formazione 5 frondese, mentre la Algoritmi sarà ospite a Palermo. 21-22 le squadre che rientrano in campo. Battiato al servizio, tutto pronto. Su Chillemi, primo tempo, pallonetto di Nicolas Nardi. Dai suoi frutti Nardi.
fatto un ottimo pallonetto che ha mandato in controtempo tutti nel campo dell'algoritmi. Ha fatto bene, 22 pari. Nardi al servizio. Arezzo non trattiene, si piegano le dita come è successo a Giovanni Chillemi. Sì. Ed è time out. Lopis, coach Lopis chiede time out per la sua squadra. Lopis. Quindi tutti i time out sono stati chiamati in questo set, 2 da coach Polimeni, 2 da coach Lopis, giusto? Sì. (23-22) Nicolas Nardi al servizio. Sempre su, no, questa volta è Bottino, primo tempo, ma tiene Nicolas Nardi bene. Nagana questa volta alto. Oh, buona. Out, no? Buona. Tocco. Bravo. Ha chiesto tocco, sì. Rivediamo il replay. Il tocco dal replay non lo rivedremo mai, ma la palla, oddio, sembrava pure dentro. Arriva un cartellino. Un cartellino giallo per noi. Per tutte e due le squadre. Per tutte e due. Sì. Sia per Limberger sia per Balsamo, i due capitani delle squadre. Jolly al secondo set point del match. Cavalli aveva accusato il tocco, però. Sì. Si fanno sentire i tifosi della Jolly. Si perde tempo su Tocchei nel segnapunti. Si può ricominciare. C'è Nicolas Nardi al servizio per la Jolly. Arezzo questa volta tiene. Maccarone, muro out. Ha annullato il primo set point. Sì, ma soprattutto mi stupisce che Nardi non ha forzato il servizio. Di solito fa la sua jump spin, stavolta è andato in jump float. Maccarone al servizio. Fischiatissimo. Giovanni Chillemi. Laganà. Ed è in tribuna. La ricezione di Bottino, 25-23. Pubblico tutti in piedi. Un set abbastanza difficile per la Jolly, quello che abbiamo visto, ma termina 25-23 il secondo set. Ha sudato freddo la Jolly, è stata sotto per una parte del set, poi le due squadre se la sono giocata alla pari. Abbiamo visto varie volte la Jolly sotto, cosa che nel primo set non era successa, quindi il solito blackout della squadra di Polimeni, mentre abbiamo visto una algoritmi più organizzata rispetto al primo set, con voglia di vendicarsi per il primo set perso, ma alla fine 25-23.
Tanto che le squadre rientrano in campo, vi ricordo di andare sulla nostra pagina Facebook Edicola di Pinuccio, di lasciare mi piace, di passare dalla pagina Instagram, di seguirci anche lì, @ Edicola di Pinuccio, di seguire le notizie sul sito www.edicoladipinuccio.it. Avete tutti i link in descrizione al video. Per chi ovviamente ci segue da YouTube. Squadre di nuovo in campo. Confermati i 6 in entrambe le squadre, quindi Algoritmi con Battiato, Maccarrone, Nicolosi, Balsamo, Guadagnino e Drecai. No, Arezzo e Drecai, non Guadagnino. E poi il libero Cavalli, mentre la Jolly, Aprile, Dallagnol, Bellucci, Limberger, Laganà e Nardi con libero Chillemi. Si controllano le formazioni, il secondo arbitro Morello le sta controllando. Cambio nell'Algoritmi, esce Arezzo ed entra Bottino. Entra anche il libero Cavalli e Algoritmi al servizio con Nicolosi. Jump float, sempre Chillemi. Laganà che viene murato. 1-0 per la Algoritmi. Inizia male la Jolly con questo monster block dell'Algoritmi. Preso di mira Giovanni Chillemi. Out intanto il servizio, 1-1. Attacco centrale messo a segno da Battiato, che adesso va al servizio. 1-2. Battiato, Chillemi, Bellucci, Limberger, pallone che viene toccato in copertura ma non abbastanza, la palla che va a finire nell'altro campo. 1-3. Ancora Battiato, attacco riuscito a Laganà. 2-3. Jolly al servizio, Nicolas Nardi, forte ma out sul fondo. 2-4. Si prepara Maccarone per la Universal. Chillemi ancora preso di mira. Samuele Aprile, c'è buona copertura, ancora Muro, alza Bottino, poi l'attacco di Maccarone che va a finire sulla rete. 3-4.
Bellucci, buona la ricezione, attacca Maccarone, ma è ancora una volta mani out. Jolly sotto di 2 punti, 3-5. Bottino al servizio, Limberger riceve e si prepara all'attacco, messo a segno al fianco del muro della Algoritmi. 4-5. Sì, una parallela per Alberto Limberger. Alberto Limberger stesso che è pronto per la battuta. Nicolosi e Cavalli di nuovo In zona di conflitto. Doppia, ancora una volta Balsamo. Sbaglia, altra doppia, 5 pari. Richiamato ancora il capitano. Limberger sotto il seggiolone dell'arbitro. Limberger sta andando da Polimeni, che chiede a Pressa di allontanarsi, di andare nella zona per riscaldarsi. 5 pari. Ma E parte il coro per Andrea Pressa dal pubblico della Jolly. Nicolosi out. Colpisce male il pallone da posto 4 Nicolosi. 6-5, palla sopra il muro della Jolly. Quindi ancora Limberger al servizio. Ace di Limberger. Cavalli posiziona male le braccia e quindi fa una bruttissima ricezione che ha permesso a Limberger l'ace, ha permesso anche il vantaggio alla Jolly di 7-5. Gabriele, tu che hai giocato a pallavolo, mi spieghi perché nella panchina intanto era in panchina Algoritmi sono 3 giocatori seduti, da noi invece non è permesso. Qual è il regolamento? In effetti, forse Presta stava facendo un po' di confusione, per questo è stato allontanato dalla panchina. 7-6. Matteo Sallagnol, mani out. Probabilmente perché è in tuta. Samuele Aprile, pallone a campanile, stavolta Balsamo frega tutti. Evita la doppia Renato e manda il pallone nel campo della Jolly. 8-7. Ed è proprio Balsamo ad andare al servizio, quindi +1 nella Algoritmi. Pallone sempre su Chillemi. Matteo Sallagnol e buona copertura di Balsamo. Cavalli alza per pallonetto, intercetta Chillemi. Matteo Sallagnol, mani out di nuovo. 9-7. Ancora avanti di 2 punti la Jolly. Non può nulla la Algoritmi, che ha tentato di recuperare diversi palloni. Alla fine si è arresa al mani fuori. 9-7. La Ganà al servizio per la Jolly. Molto forte Cavalli intercetta questa palla bloccata dal nastro. Una bella schiacciata di Nicolosi, dove non era pronto il muro della Jolly. Esatto, ha toccato il muro, no, era ma era un po' scomposto, sì. (9-8). Nicolosi, Chillemi, la Ganà, tocco del muro, Cavalli intercetta, Balsamo riesce ad alzare
per Bottino ed è un bel bottino. Eh sì, non può nulla Alberto Limberger, una palla molto forte. 9 pari, riaggancia la Universal. Di nuovo Nicolosi, Chillemi questa volta bene, primo tempo Nardi. Oh, wow, è rimasto lì Nicolosi, è rimasto a guardare il pallone. 10-9, era molto veloce. Sì. Esecuzione molto veloce, rotazione della spalla molto veloce di Nardi. Mateus Dallagnol, ancora Flott. Primo tempo ma è Murato Laganà che era attacca. Cavalli Bagher. Balsamo. Oh, Ancora parità tra le due squadre, un ottimo attacco da posto 2. sì. La Jolly non ha potuto rispondere a questo attacco. 10 pari. A servizio il centrale Battiato. Chillemi. Era una palla bassa per Sì. Nardi. E intanto Nardi si rifà subito. 11-10. Ricapitoliamo, c'è stata la ricezione della Jolly, poi un'alzata palla molto bassa di Bellucci verso Nardi. Nardi l'ha ha presa spinto, lo stesso. ha spinto la palla Sì. e poi si è riposizionato a muro. E ha fatto punto. Eh sì. Ed è proprio Nardi ad andare al servizio. Bottino. L'hanno chiamata out i giocatori, ma l'ha presa Out, e out. out. Sì, la pipe. Chiedono il tocco ma non c'è stato. E il mister è molto arrabbiato con Balsamo, perché Balsamo aveva gridato out. Vabbè, ma se si è giocata, niente di... Sì. Nardi di nuovo al servizio. La forza. Bene Nicolosi. Out. Out anche questo. Si sposta appena in tempo Matteo Dallagnol per spostare la testa. Eh sì, chiama time out Lopez sul 13-10. Rientrano le squadre in campo sul 13-10. Nardi ancora. La Si colpisce ferma sul malissimo. nastro. Sì, voleva dare l'effetto al pallone, ma colpisce male. E la palla si ferma sul nastro. 13-11. Maccarone al servizio per l'Algoritmi su Giovanni Chillemi di sicuro. Eccolo, Giovanni risponde. Laganà, c'è tocco? Non c'è tocco? Vi ho sentito un secondo rumore, non c'è tocco. Palla flottante, molto tesa. Ricostruisce la Jolly. Confusione in copertura. Ma Limberger attacca lo stesso. E la confusione si ripete nella Algoritmi. Infatti adesso ne stanno parlando tra di loro i giocatori.
Eh sì, abbiamo visto un'azione un po' confusionaria perché la Jolly era un po' disordinata dopo l'attacco in copertura. Bellucci al servizio. Oh, e questa è parata Parata. e respinta di Nicolosi. Gli si ferma nelle mani, scivola la palla e colpisce in pieno. Abbiamo il replay pure. Eccola qua. 15-12, ancora Bellucci. Maccarone, Oh, muro 1, sfiorato dal muro. Bottino al servizio. Out. out. Alberto Limberger al servizio. La forza ma va sulla rete. Drecai dall'altra parte. Cambio, Balsamo con Guadagnino. Abbiamo visto più volte questo cambio nell'algoritmi. Chillemi stavolta riceve bene, Samuele Aprile attacca, c'è la copertura e Samuele Aprile ci mette una pezza. Sì, alzata malissimo da Guadagnino che ha alzato nel nostro campo e Samuele dice cosa faccio? Infatti visto che è entrato così un po' timido, sì, Samuele dice ma io la rimando di là. E ha mandato in controtempo, esatto, l'attacco centrale. ed è stesso Samuele al servizio. Cavalli, muro, e è buona! Lascia la palla, lascia cadere la palla Balsamo pensando che finisse fuori, invece la colpisce alla linea. Se la ride il secondo arbitro, se la ride, sì. Cose che capitano. Chiama time out coach Lopez. Secondo time out. E Balsamo comunque Renato sta facendo troppi errori per l'algoritmi. Sì, il secondo ancora ride, Morello Elena. Hai dato i nomi della coppia arbitrale rosa? Gabriele? Scavelli Martina primo arbitro, Morello Elena secondo arbitro. Avevo già detto, sì. 18-14. Squadre di nuovo in campo. Samuele Aprile, ancora, sempre tesa. Cavalli, primo tempo, copertura di Bellucci, alza Aprile in bagger, verso la Ganà. Tocco del muro. Sfrutta la Ganà le mani del muro per far impennare questa palla, dove la difesa, le retrovie dell'algoritmo non riescono a raggiungerla. Ancora Samuele, detto Simone, Samuele Aprile al servizio, battezzato Simone Gabriele da me. Primo tempo, copertura di nuovo di Bellucci, bravissimo, questa volta non alza la bene Ganà come può. Ancora Maccarone, di ancora nuovo Bellucci. Come può ancora la Ganà, stavolta copre Nardi, poi Bellucci alza ma questa volta si conclude con il sì, monster block. Era messo male. Vabbè, fa comunque una bellissima azione, una bellissima giocata dalla Jolly. Matteus poteva trovare una soluzione di pallonetto, visto che non era in posizione per poter attaccare con un muro ben piazzato. Balsamo al servizio.
Primo tempo no, Mateus Dall'Agnol è Out. out. Non c'è tocco, non c'è Si è tocco. fatto prendere dalla fretta. Ha tirato molto forte, frettoloso Mateus Dall'Agnol in questa occasione. Sì, Mateus comunque viene da 2 giornate di stop per infortunio, anche durante gli allenamenti non ha attaccato. Riceve proprio Mateus Dall'Agnol, poi Bravo. c'è Nicolas Nardi. Sempre la coppia Bellucci-Nardi ad andare a segno. Nardi vede il muro, angola questo tiro veloce e porta a casa il punto. Laganà al servizio. Fortissimo. Sì, bene Cavalli però, Il muro di Bellucci. Cosa c'è? Cosa c'è? Invasione. Invasione di Maccarone. Sì. Invasione di Maccarone da il secondo arbitro. Mentre si sta anche mimando l'azione pallosa di Maccarone. Laganà al servizio. Ancora Bomba, forte. ma Bottino tiene bene. Maccarone questa volta non ce la fa. Laganà in copertura. Palla out. Nicolosi al servizio. Però caspita, all'ultimo secondo. sbuccia questa veloce Nicolas Nardi. All'ultimo secondo, Renato. Sì, con la punta delle dita proprio. Eccola qua, l'abbiamo rivista nel replay. Si sono viste le dita di Nardi che si allungavano alla ricerca del pallone. Lo tocca con la falangetta. Mateus Dall'Agnol al servizio. Jump plot per lui. Sul pallone c'era Nicolosi. Bottino a mani out. È out, cercato. È in? L'ho vista in, io l'ho vista out, ma il coach sì, conferma anche il coach. Lopez dice è in. Complimenti. Ha Sì. allungato questa palla. Sì, Alberto Limberger, era l'unica cosa che poteva fare. Dentro la tiro lunga e dentro anche nel replay. Sì. State vedendo la stessa partita. Nardi 23. al servizio. 23 Jolly, 18 Algoritmi Universal. Al servizio Nardi. Stavolta non Era la out, forza. mi sa. Sì, Cavalli la prende lo stesso. Out l'attacco da posto 2 del numero 4 Maccarone. Pubblico che corre sulle sbarre, campo. sì, sulle sbarre del palazzetto. Entra Giacomo Varamo al posto Giacomino. di Mateus Dall'Agnol. Eccolo qua, inquadrato. Io ho battezzato Samuele Simone Giacomino, il piccolo della squadra, autorizzato dai rispettivi genitori. Nardi, pronto per questo primo match point del lungo. Sì. Annullato. 24-19. Erano 6 i match point, ora sono 5. Maccarone al servizio. Ecco che tocca il primo pallone. Aia.
scontrati. Maccarone, secondo pallone per il nostro Giacomino. Muro al terzo attacco. 24-20, altro match point annullato. Intanto c'era stato uno scontro tra Cavalli e Bottino, mi sembra. Cavalli un po' doloroso. Si vede nitrire a bordo campo. Chillemi. Alberto Limberger, out di nuovo, e c'è tocco. Tocco? Sì, tocco. È 25-20. Finisce anche questo match per la Jolly 3-0 contro la Algoritmi Universal Catania. 25-20. Renato ricorda i parziali. 25-20, l'ultimo set appena visto. 25-23, 25-11. Questi sono i parziali in ordine inverso. E la Jolly porta a casa 3 punti fondamentali per la classifica. A poche giornate dal termine del campionato. Era una gara chiave per la Jolly Cinquefrondi. Ma diciamo che la partita chiave comunque si giocherà settimana prossima. Ma tutte le partite ormai sono partite chiave, Gabriele, perché dobbiamo vincerle tutte, soprattutto la prossima. Vincendo la prossima, diciamo, abbiamo messo un piede per disputare i playoff. Eccoli qua i giocatori che esultano davanti al suo pubblico, davanti al pubblico cinquefrondese. Noi possiamo salutarci qui. Sì. Vi mandiamo l'appuntamento a settimana prossima, quindi contro le Toianni, una partita fondamentale. Arrivederci al prossimo appuntamento. Arrivederci.